Quest'opera di Giampaolo Callegaro è una veduta di Venezia. L'artista ci ha abituato a questo tipo di opere, visto che Venezia è uno dei suoi soggetti preferiti, e ci ha anche abituato a questo stile col quale attraverso il colore, pennellate spesso rapide, va a costruire l'immagine direttamente sul supporto, senza, o almeno questa è l'impressione, che ci sia un disegno preparatorio o una grande progettazione, ma ottenendo comunque un risultato dal forte impatto, un risultato interessante, emozionante, dal quale traspare una ricerca, uno studio, una competenza nell'uso delle luci, del colore, dei volumi. Interessante anche la scelta. Quest'opera è appunto una veduta di campo della Maddalena a Venezia, ma in realtà direi dal campo di Santa Maddalena, in quanto l'artista si lascia la monumentale chiesa della Maddalena alle spalle e riprende invece il ponte, in uno scorcio che potremmo dire della Venezia minore. Qui ai piedi del ponte un tempo c'era un negozio di carbone, adesso c'è un pub, un locale, qui c'è un altro bar. È una zona anche un po' della movida veneziana oggi, un luogo quindi conosciuto, amato dai giovani, dagli studenti, dai turisti. Qui peraltro ci sono anche delle gondole che fanno dei tour sui canali di Venezia. Quindi un'immagine che non è assolutamente la classica immagine da cartolina che siamo abituati, anche stanchi di vedere di Venezia, ma è un'immagine vera, emozionante di questa meravigliosa città.